Sono state le immagini delle telecamere installate dopo la denuncia di un papà di incastrare un insegnante di sostegno accusata di aver maltrattato un bambino di 9 anni affetto da autismo e che lei seguiva a scuola. I fatti sono avvenuti in un istituto comprensivo della Bassa Padovana all'inizio dell'anno scolastico e sarebbero durati fino a dicembre, quando la procura ha iniziato ad indagare. Il genitore si era rivolto ai carabinieri dopo aver notato nel figlio atteggiamenti di paura e frustrazione quando nominava l'insegnante. Il bimbo si schiaffeggiava il volto, un malessere profondo rilevato e confermato anche dal team di neuropsicologi e psicologi che seguono il bambino nel suo percorso. Nel tempo i carabinieri avrebbero raccolto numerose prove, ascoltando anche la dirigente scolastica, gli altri docenti e i collaboratori scolastici, ma decisive sono state le telecamere che avrebbero ripreso spintoni e dispetti continui messi in atto dall'insegnante di sostegno, che spesso lasciava il bambino solo per ore in un'aula. In un'occasione non è intervenuta mentre il piccolo si stava mordendo il braccio, da qui la decisione del giudice di rinviare a giudizio la donna accusata di maltrattamenti. Al momento l'insegnante non è stata però sottoposta ad alcuna misura cautelare. Non ci sono dichiarazioni da parte del provveditore agli studi, non si sa ancora se l'insegnante sia stata allontanata dalla scuola o se nei suoi riguardi sia stato emesso qualche provvedimento di sospensione.